È un impegno sociale importante perché oggi abbiamo avuto l'opportunità non solo di ricordare e festeggiare i 40 anni del coro Pueri Cantores con il maestro Fioretto e il direttore artistico, il professore Celegato, ma oggi abbiamo ricordato la valenza sociale, come dicevi giustamente, del coro, come elemento di aggregazione, come un punto di riferimento valoriale per i ragazzi di oggi. Abbiamo avuto testimonianze di una corista che ci ha raccontato quanto vivere il coro l'ha fatta crescere, quindi bisogna che continuiamo anche noi come Regione ad aiutare sempre questi cori, queste strutture che noi abbiamo, questi momenti importanti di cultura nel nostro Veneto, perché poi è anche un ritorno di valori per tutto il nostro territorio. Quest'anno noi festeggiamo appunto il quarantennale di attività e sviluppiamo 3 temi fondamentalmente per festeggiare questa ricorrenza, che sono appunto: la prima è la valorizzazione dei siti artistici, la seconda è la celebrazione di musicisti per i quali ricorre qualche centenario. Per esempio quest'anno il più importante è Giovanni Pierluigi da Palestrina, che festeggiamo appunto i 500 anni dalla nascita. Poi festeggeremo anche Eric Satie nel centenario della morte e Luciano Berio, che è il centenario della nascita. Abbiamo collaborato con importanti teatri lirici, con anche le più importanti orchestre d'Europa e degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i teatri lirici abbiamo fatto opere per la Fenice di Venezia, per l'Arena di Verona, per il Teatro Real di Madrid. Per quanto riguarda la collaborazione con grandi direttori d'orchestra possiamo ricordare tra i più grandi John Elliott Gardiner, oppure abbiamo collaborato anche con i solisti veneti, quindi Claudio Scimone e tanti altri, soprattutto americani. Traguardi, i sogni per i prossimi 40 anni? Non sappiamo quanti anni ancora, però quello che diciamo, mi appassiona di più ad oggi è in primis l'educazione al canto, che è una via formativa per i giovani, per i minorenni straordinaria, meravigliosa. Credo, per quanto mi riguarda, io penso sia forse tra le vie educative più importanti. La seconda è quella di usare la musica come attrazione e per sviluppare anche altri temi che riguardano il sociale, quindi magari anche i bambini meno fortunati di noi, anche contro le guerre, insomma, perché credo la musica per la pace ha una valenza molto significativa, la vibrazione riscalda e apre il nostro cuore a questi temi. Il tema che io sono molto sensibile e stiamo sviluppando negli ultimi anni è quello della natura, e quindi la salvaguardia del pianeta e di questo aspetto che purtroppo gli uomini stanno saccheggiando. Il coro è caratterizzato da una sinergia di voci, ossia una cooperazione, una collaborazione vocale. Ogni voce ha una determinata funzione, ha una specificità, per cui ognuno riconosce all'interno del coro il proprio ruolo. Nel rispetto del ruolo si ha anche il rispetto della propria posizione sociale, quindi il coro diventa proprio una dimensione anche pedagogica per far comprendere al singolo individuo quali sono le dimensioni di comportamento per essere persona sociale, quindi all'interno di un contesto sociale poter dare il massimo contributo, ma nel rispetto assoluto delle regole. Humanitas è il concetto fondamentale di tutte le culture antiche, no? Cioè la possibilità di vedere l'uomo inserito in un contesto globale, totale, nel quale appunto come piccola cellula, come particella, l'uomo dà la dimensione della sua dimensione interiore. Quindi questa dimensione interiore, come diceva Seneca, è un divinitus, è qualcosa di divino insito in noi. Gli stoici dicevano: noi siamo seme di Dio, e questa porzione di luce noi ce la sappiamo conquistare, come direbbe Carol Carey, noi ce la sappiamo conquistare con il nostro comportamento. Più riusciamo a far emergere la nostra porzione di luce, più noi conquisteremo il divino.